Dopo il no all'arrivo di Beatrice Venezzi come direttore musicale dell'orchestra, ora alla Fenice è la volta del sovrintendente Nicola Colabianchi. Con una petizione online ne viene chiesta la revoca dall'incarico per il grave danno di immagine creato al teatro con la scelta Venezzi, si legge. La raccolta firme lanciata sulla piattaforma change.org da lui, il musicologo veneziano nonché utente del teatro Giorgio Peloso Zantaforni. Una petizione da inviare al Ministro della Cultura Giuli per chiedere la rimozione del sovrintendente Colabianchi dal suo incarico. Ed è proprio la Vox tra la gente a raccontare più delle dichiarazioni ufficiali. La nomina di Nicola Colabianchi continua a far discutere più nei corridoi che in strada. C'è chi denuncia una scelta inadeguata per il ruolo e per la città. Penso che se gli orchestrali non sono così convinti vuol dire che probabilmente qualcosa non va. E chi difende invece il sovrintendente con la Venezzi, sostenendo che il giudizio spetta al lavoro, non ai pregiudizi. Positivo che una donna è giovane, anche molto social, quindi molto coinvolgente per i giovani. Sulle sue capacità tecniche, francamente, non so che dire. Questo lo lascio ai tecnici, però sarebbe una bella cosa per Venezia. Molti cittadini poi ignorano la vicenda o scelgono semplicemente di non esporsi davanti alle telecamere. No, non voglio esprimermi. Non so neanche chi sia. Chi è? Direttrice d'orchestra. Ah, non ho argomenti. Mi spiace. Ti hai seguito? Sì, ma non ho idee particolari. L'oramai caso Fenice non è più soltanto una polemica sui nomi, a pesare le forti tensioni interne e un dibattito pubblico che sembra non trovare tregua. Sentiamo poi di possibili direttori bis a sostegno in qualche modo del direttore nominato, oppure del fatto che la direttrice nominata effettuerebbe solo alcune opere, allora dirigerebbe solo alcune opere, allora è evidente che probabilmente sono gli stessi, insomma, che l'hanno nominata che hanno qualche perplessità.